Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal centro sportivo Emiri di Palermo. Si affrontano Emiri ed Altofonte nella giornata numero 11 del campionato di Serie C2 Girone A di futsal. Angolo battuto corto, passaggio dietro per Guglielmini, il gol dell'Emiri che sblocca la partita con Guglielmini, l'1-0. Comito, scambio con Parisi, troppo lungo il passaggio di ritorno. Melville prova la giocata spinta di Parisi. Guglielmini, passaggio largo. Comito, destro traversa. Incredibile occasione per l'Emiri. Comito, Guglielmini, controllo, lo lascia lì per Parisi, leggermente in ritardo. Resiste la pressione Zangara, che la mette fuori. Emiri che insiste. E adesso serve Comito, pallone per Guglielmini, calcio in diagonale, trova l'angolino. Guglielmini, doppietta per lui, c'era sotto porta Termini, non l'ha toccata. Il gol è tutto di Guglielmini, 2-0. Restivo, largo, Zangara, ancora Restivo, ancora l'Altofonte. Il tempo però continua a scorrere. La punta in rete di Zangara, 2-1, segna l'Altofonte. È arrivato ciò che serviva. Pallone che rimbalza su Zangara, tutto regolare. Castellese verso il lato destro. Poi il gol del 2-2. La rete del pareggio. Il gol di Barranca. Pressione. Altro pallone recuperato dall'Emiri, il pallone dentro per il colpo fuori di Termini. Grossa occasione per fare 3-2. Ancora l'Emiri, ci crede. Guglielmini, fallo, tiro libero. Perché i falli hanno varcato quota 5. Guglielmini, la parata da parte di Delia, ma c'è il pallone che entra. 3-2. La tripletta per Guglielmini. Melville, passaggio largo, Zangara si accentra, ancora Zangara, palo. Occasionissima Altofonte. Restivo, deviazione di un giocatore avversario, battuta adesso con il tiro di Zangara, respinto, ma c'è il triplice fischio. Vince l'Emiri, torna a vincere 3-2 sull'Altofonte. Tripletta di Guglielmini, decisivo. Il tiro libero a pochi minuti dalla fine.